La notizia della nascita dell'autorità dello Stretto di Messina, che un tempo doveva inglobare anche l'autorità del porto di Gioia Tauro, ed essere quest'ultimo perno e guida di questa nuova integrazione, trova, come era prevedibile, la resistenza della Regione Calabria, che per voce dell'assessore e vicepresidente della Giunta regionale Francesco Russo parla di un grave errore per la sostenibilità economica delle due regioni. L'ex governo, con a guida il ministro Graziano Del Rio, aveva infatti posto al centro lo scalo gioiese, facendo ruotare intorno ad esso i porti siciliani di Messina, Milazzo e quelli calabresi di Villa San Giovanni e Reggio. Un'idea rimasta solo sulla carta, visto la scelta che vuole seguire il ministro pentastellato Danilo Toninelli. Credo che dal punto di vista della sostenibilità dello sviluppo, sia della Sicilia che della Calabria, da tutti gli indicatori che noi abbiamo a disposizione è un grave errore, sia per lo sviluppo sociale, per quello economico, per quello ambientale, oltre allo sviluppo della sostenibilità, e credo che sia questo un fatto importantissimo. Una separazione di questo tipo comporterà un incremento formidabile della complicazione amministrativa. Quindi credo che se facciamo dei provvedimenti che vanno contro la sostenibilità e implicano anche un incremento di complicazione amministrativa in un momento in cui gli imprenditori, i lavoratori, i piccoli artigiani, le cooperative hanno bisogno di semplificazione, hanno bisogno di alleggerire il peso dello Stato. Allora io credo che sia importante ripensare, qualora questo sia vero, qualora questa decisione sia vera, ripensare a questa decisione che va in versione contraria a quanto tutti i cittadini si aspettano.